Buongiorno amici del canale, oggi non parliamo di Urbex. Il mio non è un canale solo Urbex, quindi oggi venite con noi a Padova, andiamo a fare un po' di shopping, forse, non lo so, e se riusciamo, che non c'è il mondo, dubito, comunque vediamo se riusciamo a vedere l'accensione dell'albero di Natale. Andiamo. Sì, beccati questo, cammina con questo. No, pesa! Girati, come lo giro? Ah, ecco quello. Ogni volta che veniamo a Padova io scopro delle cose nuove, tipo questo passaggio. Non l'ho mai visto io. Aia, tutta la testa. Basso è. Vabbè, poi scusa. Questo è il negozio dei danni. Quanti soldi ci abbiamo lasciato qua dentro? Ma tanto domani andiamo alla fiera del vinile, quindi ne lasceremo giù là domani. Andiamo a vedere il negozio, quello che c'è qui, carino, dei cinesini. Ah, pensavo alle macchine fotografiche. No, quello è meglio starci lontano. Abbiamo già speso abbastanza Esatto. Lì c'è il negozio dei cinesini che ha tutte le cose carine, anche di cibo, tutto particolare. soldi. Ma tu vai a far Malagna adesso? Non lo so, potrebbe essere. Ok. Io andavo a scuola alle superiori qua dietro, al Duca d'Aosta, perché di Padova. Qua c'era un bar, adesso c'è una cartoleria. Per gli studenti. Che peccato, sì, ma c'era il barettino dove per me avere il caffè, prima di andare a scuola, a brioscialla. Allora, siamo riusciti a prendere due cose da mangiare particolari, che questo negozio dei cinesi dove siamo andati hanno anche del cibo, e quindi abbiamo preso appunto due cose intanto, perché poi la nostra idea sarebbe quella di riuscire a prendere svariate cosine e fare un video assaggio di questi prodotti che appunto troviamo solo lì. Vediamo, non so quando e se uscirà.